crostini con la salsiccia di maiale. Dus crostini met een soort gehakt van werkvlees met kruiden. Salame? Ja, oké. Questo è un tipo di salame che è tipico della nostra zona, si chiama ciabuscolo. Ed è un salame morbido. Questo qui si chiama lonza, la lonza. Lonza is een varkenvlees dat opgerold is eigenlijk. Sarebbe questa. En dan gedroogd. Formaggio di mucca. Questi qui sono diciamo crostini di pane con il patè di olive ascolane. L'oliva ascolana è una varietà autoctona, tipica della nostra zona, dell'Ascoli, di Ascoli. E il pane è particolare perché intanto è un pane fatto al forno a legna, è stato fatto sabato, ed è fatto con un grano, un tipo di grano che si coltivava 100 anni fa, diciamo. Un grano tenero che si chiama ierbicella. Però la particolarità di questo grano è che era molto alto, arrivava fin qui. Oggi il grano arriva molto in basso, però una volta era alto perché serviva la paglia per gli animali e poi serviva appunto soprattutto per gli animali. Però aveva un inconveniente, che quando tirava vento il grano troppo alto si atterrava ed era difficile poi raccoglierlo. È un pane molto delicato. Dat graan dat nogal vrij hoog. Daarmee zijn ze ermee gestopt. En is het graan nu veel lager, want als er veel wind was, dan wou dat het allemaal op. En waarom is het nu ook korter? Want het hoog... Dat willen we misschien niet hebben. Nee, maar dat diende eigenlijk ook voor de voeding voor de dieren. Maar aangezien het er praktisch geen dieren meer zijn, is het niet meer nodig. Is niet meer nodig. Questa qui è una cosa che si fa a Pasqua, tipicamente, una pizza di formaggio. Formaggio Dus een pizza wordt dus kaas in verwerkt. E anche questo è un dolce che si fa a Pasqua, il periodo di Pasqua, si chiama la ciambella strozzosa, così. Si può mangiare anche col salame, oppure si può mangiare come dolce, insomma. Non è un dolce molto dolce. Dolce is Queste sono le olive fritte ascolane. Dat zijn gefrituurde olijven met varkensvlees. Questo qui è diciamo un piccolo esempio della cucina contadina, perché i nostri contadini quando era primavera uscivano a raccogliere le erbe selvatiche e poi le facevano lessare e facevano tanti piatti con le erbe selvatiche. Qui ci sono cicoria, tarassaco, borragine, ci sono tanti tipi di erbe selvatiche. Dat zijn allemaal wilde kruiden. Lessate con le patate, poi ripassate in padella. E poi è ottimo questo qui per degustare l'olio a crudo che si può mettere sopra, ed è anche un modo per degustare l'olio. Ecco, questo è diciamo l'antipasto. Poi faremo i maccheroncini di Campofilone, cucineremo fra poco. Dopo mangeremo due cose che sono molto tipiche della nostra zona. Innanzitutto la porchetta. La porchetta è una specialità dell'Italia centrale, ma soprattutto delle Marche. La porchetta è essenziale. E poi abbiamo i piccioni. I piccioni arrosto. Dighe e piccioni. Piccioni, sì. Oh, ja.
Dat is mijn lievelingskost als het daar in de wiki al geld zit. De coureur zitten, dat ook hè? Assaggeremo la frutta sciroppata e il vino cotto di Sergio, eccola di Sergio, e poi durante, diciamo così, il buffet uno potrà prendere i vini particolari che abbiamo noi sono un vino bianco di nuova scoperta, diciamo, però il vitigno è autoctono, e il pecorino per esempio, un vino veramente molto buono. E poi abbiamo il rosso piceno, che è un vino che viene fatto con due tipi di vitigni, il Montepulciano d'Abruzzo e il Sangiovese. Si mettono insieme in una combinazione che varia un po'. Ecco, allora... E l'ultimo con il Mistral. E l'ultimo con il Mistral. Il Mistral è il nostro... Il Mistral è la liqueur. Il Mistral è lo stesso come l'uso, come il pasticcio. Attacchi. Dat is in alle talen hetzelfde. Dat is in alle talen in opdracht staan, hè? Staan? Roberto. Ah, Roberto. Contador. Nee. Zeg, is al een koende binnen? Grazie Nele, grazie.